Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Massimiliano Mameli. Massimiliano è un professionista nel settore del credito, infatti è un mediatore creditizio e i suoi clienti sono coloro i quali hanno bisogno di comprare una casa, ristrutturarla o semplicemente hanno bisogno di liquidità. Dal punto di vista personale non so tanto di lui, so solo che è molto appassionato di teatro e recita in una compagnia teatrale. Proprio il 25 gennaio, domenica, io andrò a vedere il suo musical. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. E buongiorno a te. Ciao Francesco. Ciao caro, come stai? Bene, tu? Bene. In forma? Eia. Aspetta che non so se ho chiuso bene. Ecco qui. Chiuso bene. Questo dovresti mettertelo. C'è un maglione a collo alto. Sì. Ok. Tanto sai di cosa si tratta, no? Assolutamente sì. Ma siamo già online? Siamo già, non online, in rec. On air. On air. Ok. È un rec stop. Ok. Quindi qualsiasi cosa tu dica sappi che io Resta- non la taglio. resta- No, non ho voglia di montare, non Resta faccio agli nulla. atti. Non taglio nulla. Bene, bene. Grazie di essere... No, grazie a te, mio guarda, ospite. mi fa molto piacere, anche perché il format che tu fai lo trovo molto... Ti è piaciuto? Sì, molto interessante. E poi, tra l'altro, chiacchierare mentre si viaggia È un piacere. è come se meraviglioso. fosse una sorta di confessione nei confronti dell'universo. No, davvero, cioè... Davvero? Poi, sì, nel senso che poi, sai, i paesaggi, la compagnia, il fatto anche di rivivere certe cose personali, no? In un contesto, come si fa? Come si fa quando si viaggia? Come Esatto. fa? Però sai, una cosa è magari quando si fa con una persona vicina, che conosci da un po', che... Io di te non so nulla. Appunto, quindi Tu tu sei... qualcosina so, Sì, vabbè, però Qualcosina. sei scevro da qualsiasi condizionamento, Bravo, capito? bravo. Nel Infatti senso io ti ho presentato nell'incipit, che faccio sempre prima di prendere l'ospite. Sì. Premesso che ovviamente gli ospiti, tu non so se lo sai, ma te l'ho accennato, sono per me persone semplici, normali, però allo stesso tempo interessanti. Almeno mi dà l'idea che tu sia una persona interessante. Grazie. Spero che lo sia, ma non ho dubbi che lo sia. Grazie. Sì, Tutti sì. noi abbiamo una storia da raccontare. Certo. Ovviamente quella che vuoi raccontare, non Certo. pretendo assolutamente di ascoltare cose poco gradite, ecco perché ti dicevo che non faccio montaggio, quindi se puoi evitare pensando no, non devo dire sta cosa, ma non c'è No, problema. vabbè, certo. Ti dicevo che ti ho presentato Sì. in due modi: dal punto di vista professionale so che sei un mediatore creditizio, giusto? Esatto. Che operi, quindi i tuoi clienti sono coloro i quali devono comprarsi una casa, ristrutturarla oppure semplicemente hanno bisogno di liquidità, Bravissimo. e poi che dal punto di vista personale hai sicuramente molte passioni o Sì. non lo so, uno, due o tre, ma uno lo so, è quello del teatro. Esatto, E infatti ho detto, spoilerato, che il 25 25 verrò a vederti. Esatto, Ok. E ho anche i biglietti che ti devo dare. Bravo, sono venuto per quello, per ecco, prenderti ok. i biglietti, mica per altro. Quindi un'ora di macchina per... Per i biglietti. No, Del resto no. non me ne importa nulla. Certo, No, certo. scherzo. Certo. Allora, però, siccome ho un modo il mio modo è quello di chiederti, raccontami la tua storia dall'inizio, non dico da Vabbè. quando sei nato, però da quando vuoi, tipo dagli studi, se ne hai fatto, non ne hai fatto, certo. le prime esperienze lavorative. Certo. Parti da quando eravamo più giovani, che siamo Ok. più o meno coetanei, quindi... Sì, io Dopo eravamo sono giovani. del 66, Ecco. quindi ho fatto 59 anni, li ho compiuti il mese Che scorso. mese, che giorno? 26 dicembre. Non dirmelo, sei un Stefano. Non ti hanno chiamato Stefano? No, perché andava di moda il Massimiliano in quell'epoca. Quindi, ma non è il Massimiliano di Troisi, ma te lo ricordi? quello Ugo Massimiliano? No. Bravo! Sì, può essere. Massimiliano! Esatto, era già esatto. scappato. Sì, esatto. Può essere. Però i miei genitori, probabilmente per essere originali,
hanno detto no, non chiamiamolo Stefano, chiamiamolo Massimiliano. E ti chiamano Massimiliano, Massi Allora, o qualcosa? nella mia prima vita la distingo in due, io la mia vita la distingo in due vite. Aia. Prima Interessante. della separazione, post separazione. Già stiamo parlando di... No, però quello mai ci arriviamo dopo. È chiaro. Nel senso che C'è molto prima, sì, qualcosa, nella mia prima vita ero Massimo. Eri Massimo. Massimo, sì. Ma sì. Massimo è un altro nome, Lo non è so. Massimiliano, Infatti, è come Francesco Franco, Dio mio. Lo so, infatti, No, infatti no. questa cosa l'ho scoperta Come le da grande, perché poi dopo la separazione, quando io praticamente mi sono rifatto, tra virgolette, una vita in generale, cambiando anche amicizie, cambiando cambiando anche... connotati, tutto. Sì, però quando hanno iniziato a chiamarmi Massimiliano, perché io ovviamente mi presentavo negli ambienti di lavoro come con il mio nome vero, Mameli Certo. Massimiliano, e quando la gente mi chiamava ma Massimiliano, lì per lì mi suonava strano, però mi piaceva. Certo. Perché Massimiliano io ritengo che sia anche più figo come nome rispetto a A Massimo. me piace più Massimiliano, Esatto. perché poi diventa un po' Massimo, Massi Sì, come diminutivo. Sì, poi c'è chi Ma mi scusami, chiama- a casa come ti chiamavano? Massimo, oppure diminutivo Massi. Cioè, tua mamma, tuo padre, i tuoi Sì. fratelli, hai fratelli? Certo, 2 fratelli e una sorella. Cioè, tu vieni battezzato Massimiliano, poi ti chiamo Mi chiamo- Massimo. Perché per loro era più semplice probabilmente. Ma porca miseria, lo vedi? Lo so, Ma ma pensarci questo è prima, solo no, uno ma- dei piccoli condizionamenti che noi genitori, o che i genitori fanno. No, hai detto bene, noi genitori, che siamo passati dall'altra sponda, Esatto, quindi è esatto, giusto. quindi ci sta e vabbè, pazienza. Poi ti dico anche un'altra cosa, nel darmi il diminutivo, ci sono le persone che mi chiamano Massi, che io adoro. Ti piace Massi? Chi invece mi chiama Max, Ah, Max. lo trovo un attimino Troppo. fastidioso. Sì, non mi piace molto. Max. No, Ok. lo trovo... No, invece Massi lo trovo più figo. Vabbè, comunque Ok. siamo particolari. Comunque io nasco il 26 dicembre del 66, primogenito. Primogenito, Esatto, ok. mio padre è agente di commercio, mia mamma casalinga, quindi... Agente di commercio di che tipo? Beh, Di che settore, scusa? Lui ha lavorato per Masnata Chimici, per ok. Mamberti, insomma lui vendeva prodotti per la... chimici, industriali chimici. Però andava più nelle botteghe, supermarket a vendere i prodotti. Ok, bel mestiere quello, lo sai. Sì, No, vabbè, sì. a me piace molto perché comunque è una... Non so se tu poi hai ricalcato un po' le orme di tuo padre. No, in quel settore no. Ah, per niente. No, Ok. no, cioè, o meglio, lui ha cercato di introdurmi perché io, diciamo, mi sono iscritto all'università. Scusa, che scuola hai fatto prima di... Allora, io sono perito industriale Ok. in indirizzo elettrotecnica. Mi sono iscritto in fisica all'università e dopo 3 mesi sono scappato. No, proprio scappato perché È un posto un po' è strano. quello, no, particolare. ma c'è una motivazione che poi rientra appunto nella spiegazione di chi sono io. Io credevo di essere limitato, cioè proprio di non avere Credevi di essere... limitato. Perdonami, non lo sai, io sono leggermente sordo. Ah, ok. C'ho un 30% in meno, ma guarda, Ok, ti dico ok. che basta. Ok. Sento le parole ma non le capisco, Ok. cioè sento il suono ma non capisco la parola. Quindi ti sentivi un po' limitato. Un po' limitato, nel senso che questa cosa di non riuscire, cioè mentre mi sono diplomato tranquillamente perché riuscivo a studiare a memoria, Aia. ok, il mio metodo era quello. Leggo, Cioè io per ripeto. ricordarmi le cose devo vivere un'emozione. Lo Giusto. studio non fa parte di me. Cioè nel senso che io anche oggi nel lavoro che faccio, io devo conoscere a menadito tutte le politiche bancarie e faccio molta fatica, nel senso che le acquisisco a furia di gestire clienti. Mhm. Se non ci fossero da gestire le pratiche dei clienti, Non quelle fregherebbe politiche nulla. bancarie a me non me ne Ti fregherebbe capisco. meno che zero e non me le ricorderei. Ok. Pensavo che questo fosse un limite, Mhm. invece io ho scoperto di avere altre skills. Cioè, quindi ognuno il suo, capito? Ma facciamo un passo indietro. Torniamo Quindi, a fisica scappi. sì, nel senso che io... Allora, intanto nasco e vivo a Cagliari. All'età di 15 anni... Che quartiere?
Quartiere del Sole. Ma stai Viale scherzando? Poeto, sì. Non dire sciame. Prima in Smirionis, poi Salargios, poi Quartiere del Sole. In siamo Viale stati Poeto, vicini di casa. in Io Viale sono cresciuto lì, al quartiere. in Viale Poeto, Viale Poeto a fianco dove? alla polizia stradale, praticamente c'è. Ma dai, e non un ti ho mai palazzo- visto manco di schiscio. Magari sì, ci saremmo anche visti. Boh, vabbè. Però io frequentavo La Palma, Quartiere del Sole, ho fatto la scuola a Colombo. Pure io. Cioè, Ovvio. la terza media l'ho fatta lì. Poi a 14 anni mio padre, per esigenze personali, ha dovuto vendere la casa. Ah, sei andato via da là. Siamo andati via da lì e siamo andati a Flumini di Quartu, dove Mamma lui mia. ha costruito una casa, ha preso un terreno, ovviamente si comprava ancora bene, Sì, era ancora possibile. e ha costruito, però... Ti ha sradicato. Sradicato di brutto all'età di 14 anni, No, ho sofferto mamma mia. molto proprio, Ci credo. ma poi avevo un sacco Ovviamente di amici. non avevi motorino, non Avevamo il motorino, Ce l'avevi? perché mio padre in quel periodo aveva cambiato mestiere, aveva aperto un negozio di motorini, biciclette qui a Quartu. Ma dai. E quindi ci aveva dato il motorino, però eravamo in mezzo alla montagna, cioè in mezzo ai Flumini. lupi a Flumini in quel periodo, Lupi. non conoscevamo nessuno. I miei fratelli erano ancora piccoli, più piccoli di me. Certo. Io ho sofferto molto, ti devo dire la verità, cioè, ovviamente ho Persi mollato amicizie, amicizie, avevo la ragazzina, insomma, e i primi anni... Frequentavi le cricche? Sì, la Qual clica era? di Via Grecale, eravamo un bel gruppetto, poi facevamo a colpi con quelli di Via Libeccio, Ah, le guerre ok. dei gavettoni. È comunque un bel ambientino quello. Cioè io mi divertivo un casino, poi per carità qualcuno Ce ha l'hai fatto- lasciato lì. Sì, qualcuno ha fatto anche una fine un po' tragica, Brutta. però io mi divertivo, ero inserito, andava bene. E comunque io cresco qui a Flumini, per 3 anni non ho conosciuto niente, nessuno, perché studiavo e basta, infatti andavo benissimo a scuola. Eri bravo. Io terza superiore tutti 7, 8, in quarta un po' così, in quinta inizio a conoscere gente Ciao. e faccio fatica, mi sono diplomato con 42 sessantesimi, quindi Vabbè. alla fine, però non mi ispirava molto. Ma perdonami, giusto mi viene una domanda. Dimmi. Perito elettrotecnico, perito elettronico. Elettrotecnico. Elettrotecnico, ma Sì. come mai scegli questa? Perché non volevo fare scientifico, non volevo fare... Ma ti interessava? Più o meno sì, perché andavo bene, cioè le materie tecniche mi Ti piacevano. sono sempre piaciute. Sì, perché la matematica mi piaceva, la trigonometria mi piaceva, impianti elettrici, Quella costruzione, roba il ti disegno. piaceva? Sì, però era il lavoro che ho scoperto Che non ti che interessa. poi alla fine non mi piaceva. Anche Quel se tipo poi... di lavoro tecnico. Esatto, Ok. sì. Mi sono iscritto in fisica, ovviamente Perché l'ambizione. ti sei iscritto in fisica? Mi sono iscritto in fisica perché in quel periodo ti davano un libricino e ti dicevano queste sono tutte le facoltà. Sì, me lo ricordo. In fisica hai un sacco di sbocchi professionali, vai. Così. Però in quella scelta c'è un discorso legato alla mia famiglia, nel senso che i miei genitori hanno sofferto davvero tanto, un sacco di problemi a livello economico. Ok. Quindi io quella sofferenza l'ho Te la sei vissuta, portata dietro. me la sono portata dietro e io volevo in qualche modo Riscattarti. un po' per loro e un Certo. po' anche per non trovarmi nella loro condizione, trovare subito una soluzione, capito? E quindi per me il discorso fisica equivaleva a ok, divento ricco perché divento questo, divento questa, però non avevo fatto i conti con ma davvero ti piace fare questa cosa? Lo so. Tieni conto che questa è una cosa che racconto sempre, quando ero adolescente o anche prima e mi chiedevano ma tu da grande cosa vuoi fare? Io dicevo sempre, ma sempre, io da grande voglio avere una famiglia. Giura. Te lo giuro. Che non io c'entra nulla con il niente. lavoro. Ok. Cioè, questo per farti capire come per me il lavoro è un mezzo. Lo Beh, dico però con adesso- accezione positiva, ovviamente. Sì, però aspetta, tu Sì. mi dici che non hai avuto ovviamente, non hai avuto un bel periodo a Sì. livello economico familiare e quindi scegli fisica perché così trovi lavoro e ti sistemi subito Esatto. in funzione di una famiglia che è il tuo sogno. Sì, Ok, quindi questo è il fatto che il sogno famiglia sì. legato al lavoro?
Cioè il lavoro... No, il lavoro, cioè Era per me poteva essere qualsiasi lavoro. Per me era Qualsiasi l'obiettivo, sì, per me era l'obiettivo famiglia. Il problema è bello. che io a 18 anni nessuno mi aveva insegnato o magari guidato, perché i miei genitori, per carità, loro si stavano risolvendo i loro problemi e magari sì, mi chiedevano ma cosa ti piacerebbe fare, e io dicevo, però non era un discorso di capire esattamente se c'era la passione, il fuoco di voler fare quella... Il fuoco era farmi la famiglia. Sì, ok. Quindi poteva essere la laurea in fisica per diventare qualsiasi cosa per diventare in piuttosto grado che, di mettere... esatto, piuttosto sulla che fare qualsiasi altro lavoro. Senti, ma scusami, io ti interrompo ogni tanto No, perché no, mi vengono tranquillo, sì. a razzo le domande. Flash. Per esempio, durante il periodo, non dico tanto adolescenziale, ma anche dopo, Sì. hai fatto lavoretti per procurarti Sì. da mangiare, fra Certo. virgolette, no? Certo. Ho fatto, allora, intanto ho iniziato a andare in giro a vendere libri, No, ok. cioè quindi il baratto, Libro o l'enciclopedia? entrambi. Dal baratto, annunci, Ok. e io andavo ai colloqui. Avevo 20 anni, 21 anni, perché poi dopo... Ah, no, bugia, dopo che sono, diciamo, ho chiuso con l'università, ho Quindi dovuto fare il militare, ovviamente. Ovviamente. Marinaio, essendo Marinaio, un anno e mezzo. 16 mesi, perché 16 nell'87 avevo iniziato a scalare Mi 2 ricordavo mesi. un anno e mezzo. Esatto, Ah. però il gennaio 87... Era il peggiore come leva. Esatto, però l'ho fatta a Cagliari. Ah, che bello. L'ho fatta a Cagliari, sono diventato sergente perché ero diplomato e quindi ho preso anche soldi. E lì non ti è venuto in mente rimango? I miei genitori avrebbero voluto, Ah. ma io sapevo che non mi piaceva, anche perché a 18 anni avevo già avuto un'esperienza. Ma sai che c'hai una postura militare, Scatu? Può Porca, me lo essere. dici? Sì, me lo C'hai dicono. proprio schiena dritta. Sì, me lo dicono. Te lo dicono? Lo dicono a me e a tutti i miei fratelli. Ah, Che perché ha fatto tu in marina? abbiamo questa. No. Gli altri, uno all'esercito, anche uno in marina. Marco Ah, ok. in marina, mia sorella no, ovviamente. Ovviamente. Però abbiamo tutti questo portamento No, sei molto elegante. fiero, Sì. ma non è. Oddio, a volte viene anche travisato. Ok, In che questo se la che tira un ti, che te la pochino. credi, che ti credi, che te la tiri. Esatto, invece io sono molto riservato. Ma io, scusami, non è che non mi interessi adesso dal punto di vista... No, non è che ti voglio fare i figurati. complimenti, però quando ti ho visto, perché vabbè, lui ha frequentato un luogo in cui io praticamente avevo altra gente, Certo. non stiamo a dire che cosa chi, e quindi eri insieme a 20-30 persone. E quando sei arrivato, perché sei da un anno forse che frequenti quel 6 gruppo, mesi, 6 mesi. io ti ho notato per proprio la tua Sì, postura e la tua educazione. Sì, me lo dicono Perché sai in quanta molti. gente entra e non dice manco buongiorno, buonasera. Lo so, E lo sai so. quanto mi fa girare questa ma Chi lo te lo dice? potrei dire, Tizio, Caio è sempre io, tutti da buttare fuori. Lo so. Vabbè, tu no, tu sei stato elegante, educato, simpatico. Sì. Per Ma io cui- mi sono messo il problema anche per quella birra, ti ricordi? Che cosa? Per quella birra, che ti avevo detto, ma scusa, ma l'altro giorno ho preso una birra in più, ma forse te la devo Ah, pagare. no, ma a parte quello, No, ma ma proprio per come il primo approccio, capito? Sì, Ti sì, presenti sì. bene e sei una persona educata che oggigiorno, piccola parentesi, È raro. ma mamma mia quanto è raro, Eh, soprattutto vabbè. nei ragazzi cosa stanno diventando. Lo so. Mi dispiace dirlo, ma Hai ragione. anche lì sembra un vecchio, un boomer. Entro nel negozio, ciao, ma se io non ti conosco, perché mi devi dire ciao? Sono Certo. più anziano, sono Certo. più vecchio. Perché Esatto. io la vedo così, ma quando è successo che hanno sdoganato il buongiorno, buonasera? Lo Quando è successo che hanno detto potete dire ciao e chi se ne frega? Cosa vuoi? Dimmi. Beh, la stessa cosa era quando sentivo i miei figli parlare dei professori. Prof! Ma prof ci sta bene. No, però a me colpiva. Ok, ti colpiva, ma Dicevo, io prof lo capisco un po' però di a me più. colpiva. Prof Per buongiorno, dirti- non prof ciao. Beh, O cioè, prof ciao, adesso è prof no, ciao. non lo so. Sì, è ciao. No, non lo so. I miei figli Ciao. sono grandi. Ho parlato con sono fuori dal giro. con altri insegnanti fuori dal giro. Ormai sì, i ragazzi sono grandi. Vabbè, io conosco uno di suo figlio, è educatissimo, è un gioiellino, complimenti, è un gioiellino. Poi ti parlerò dei ragazzi. Eh? Poi ti parlerò dei miei figli. nel Ah no, senso poi che- stavo per dire, poi lo conoscerai meglio. No. No, per me è un gioiello a prescindere, perché Sì. un po' distinto
alla nostra veneranda età l'abbiamo acquisito, Beh, che sì. riconosciamo così al primo. Sì, assolutamente. Poi ci possono dare fregature dopo, però rimaniamo del fatto, era un bravo ragazzo quando l'ho visto. Sì. Vabbè. Niente, no, vai avanti. No, perdonami. niente, quindi non sono rimasto in Marina perché tieni conto che appena mi sono diplomato, i miei genitori, proprio per fare in modo che io mi sistemassi, mi avevano convinto ad andare a fare la selezione per entrare in accademia navale. Cavolo, l'hai fatta? Sono andato, dopo un mese di preparativi, difficilissimo. abbigliamenti, elenco di roba da preparare, mia madre che mi ha ricamato tutta la matricola in tutti i calzini, magliettini, Cioè, già pronto per entrare? No, per andare a fare la selezione. Così dovevi essere già... Bisognava avere già l'abbigliamento marchiato, perché giustamente se dovevi lavare la roba, se doveva essere riconoscibile. Perché quanto durava la selezione? Un mese. Un mese? Un mese. E io Di esami praticamente? Un mese di prova, di selezione, dove ti facevano fare n cose e ti mettevano alla prova, perché le domande erano tante e potevano prenderne solo tot. E io vado sempre con lo stesso presupposto, vado per vedere, ma non mi sono mai chiesto, ma ne ho voglia, ma è davvero quello che mi interessa? Lo facevo per i miei genitori, ma io non lo capivo a quel periodo. No, non lo puoi capire. Sono andato via l'indomani, scappato. Scappato un giorno. Io sono entrato subito a urla, perché lì ti prendono subito, da subito, vai qui, vieni lì, no, devi correre, devi mangiare in un certo modo, i gomiti così. Addirittura? Sì, cioè, fatta apposta. Alzato la mano, signore, non ce la faccio. Non è per me. No, non è per me. Poi, col senno di poi, ora lo capiamo. Ti certo. dico, ma un mese me lo sarei potuto fare. Magari mi sarebbe piaciuto, magari avrei fatto chissà che cosa. Però non sono di quell'avviso. Sai cioè... che hai reagito con l'amigdala, con il cervello rettile? Secondo me sì. Forse non ero pronto. No, non è andata. Quanti anni avevi? 18? Beh, 19 anni. 19. Quindi era la prima volta che uscivo di casa, in maniera... Avevo fatto solo la visita di leva alla un Spezia. giorno. Dopo, l'indomani. Quando sei tornato? Ma i miei genitori hanno capito che... Vabbè, in casa tieni presente che io ho sempre studiato, ho sempre fatto il mio, diciamo che era il primo dispiacere che avevo dato ai miei genitori, quindi non mettevano in dubbio il fatto che io... Esatto, della serie no, non ce la posso fare. Però da lì è chiaro che ho dovuto fare delle cose per mantenermi, quindi sono andato a lavorare presso... Quindi studio, via, finito tutto? No, mi sono iscritto all'università a quel punto, ok? Quindi ho fatto diploma, ho cercato di entrare in accademia, non sono entrato e mi sono iscritto all'università in fisica. Ah, ok. Subito. Okay. E quindi il militare lo fai prima di iscriverti? No, il militare lo faccio dopo l'università, perché dopo 3 mesi ok, perdono. mollo anche l'università e lì i miei genitori si sono un po' incazzati, perché già comprato libri, poi loro poverini non stavano neanche bene economicamente. Costava tutto molto. E io quindi anche quella cosa mi è servita per così come elemento di rivalsa, cioè per rifarmi subito. Tant'è che faccio il film militare, prendo questi soldi, li do ai miei genitori. Cioè quello che ti hanno pagato? 7 milioni circa di lire. Mio padre mi compra, perché ne avevano bisogno, mio padre mi compra la prima macchina a rate, quindi lui mi dice grazie perché ci servono, però ti compro la macchina e pago io le rate. E tra l'altro con le cambiali mio padre si dimenticò di pagare l'ultima cambiale. Non mi dire va in protesto. No, mi ricordo che è riuscito a recuperare dal notaio, ma lui era veramente costernato, perché ma era gravissima allora era gravissima. No, ma è riuscito a recuperare, ha pagato un 10% in più e non c'è stata la segnalazione, perché ovviamente le cambiali erano mie. Era il nome tuo? Sì, che però le pagava a lui, erano domiciliate presso la sua banca. E quindi a quel punto ho detto ok. Che macchina ti ha comprato, scusa? Era un Ritmo diesel. No. Niente. Usato ovviamente. Usata, comprata là a centro, pagata tipo 1,5 milioni a rate, tipo
15 rate, qualcosa del genere, con le cambiali, senza finanziaria, perché non credo che mio padre potesse prendere delle No, finanziarie. se c'ha le cambiare vuol dire che non ho dato nessun tipo esatto. di finanziario. Ok, quindi macchina con... E niente, quindi inizio con la macchina, ok, però ok, bisogna lavorare. Quindi inizio a vendere i libri, vado a lavorare presso degli amici nell'SR a coltivare fiori, crisantemi. Anche cose manuali. Sì, sì, sì. Lo vedo. Poi, che cosa ho fatto? Vabbè, a un certo... poi ho iniziato a fare dei corsi per diventare allenatore di pallacanestro. Perché hai giocato di pallacanestro? Ho giocato sino alla promozione, ma niente di uno scarso. Cioè non... Mi associo. 10 anni di basket. Però mi piace Tu c'hai l'altezza, porca miseria. Io non ce l'avevo. 1,80, cioè non... Io ne ho 70, appunto. Cioè, 10 centimetri non sono pochi. Però in promozione me la aggarravo un pochino. Ma giocavo al Gabbiano a Flumini. Ok. Promozione, avevo un buon tiro da fuori, niente, giocavo playmaker, niente di No, io alla sinistra, pardon, che sono mancino. Vai. E quindi niente, a un certo momento mio padre cerca di farmi entrare nell'azienda dove lavorava lui come agente di commercio, però anche lì mi mancava forse il fatto di lavorare con mio padre, non andava molto bene, poi mio padre era abbastanza un po' depresso, un po' preso dalle sue cose, i suoi problemi, quindi vedevo che non funzionava. Quindi quegli anni, sia nei 22-23 anni, sono stati un pochino... C'era la leggerezza ovviamente della giovane età, eravamo sempre in giro, figurati, però questa cosa per me era chiara, io dovevo salvarmi e aiutare i miei genitori, cioè proprio in qualsiasi modo. Sicché inizia la mia storia imprenditoriale. Un fratello di mio padre, concessionario della famosa azienda Bindi, Fantasia nel Dessert, e vendeva le torte, le cose, lui era concessionario per tutta la Sardegna, chiama mio padre chiama lui, guarda Massimo, sta cercando lavoro, non è che lo puoi aiutare, vabbè, digli di venire. Tieni conto che io in famiglia sono sempre stato molto visto come un ragazzo molto smidollato. Perché? Perché avevo un carattere, ero molto emotivo, molto chiuso, e quindi non ero, sai, uno di quei ragazzi spigliati, cioè la mia energia io la vivevo dentro, però non la manifestavo. Quindi mio zio mi fece fare il primo colloquio e con molta sufficienza mi disse: guarda, io ho preso questo prodotto da un concessionario di Milano, questo prodotto è la frutta surgelata. E io dicevo, quindi se lo vuoi vendere, vai in giro con una valigetta, ti do dei listini, dei dépliant e vendi questo prodotto. Io questo posso fare oggi, ok? Così, senza affisso, senza niente, cioè proprio non mi poteva dare... Anche io, siccome questa modalità di mio zio mi ha toccato evidentemente delle corde, perché io in quel messaggio avevo capito, sì vabbè, tanto non riuscirai a fare niente. Quindi è una sfida. Io lì ho detto, ok, mori va a subire il deo, detto in inglese. Che in inglese vuol dire... Adesso ti faccio vedere... Esatto. Uguale. Quindi... torno a casa. Ma frutta surgelata in cosa intendi? La frutta surgelata, io praticamente avevo 30 referenze di frutta, dal kiwi all'anguria, ed era un'azienda che prendeva la frutta, la puliva, la tagliava a pezzi e la surgelava, e quel prodotto andava venduto alle gelaterie, alle pasticcerie. Ok, è un prodotto professionale. Per fare il gelato, oppure per guarnire le torte, Ok, quindi è un mercato industriale, chiamiamolo così. Era un mercato industriale, è un prodotto però innovativo. No, perché Bindi, immaginavo appunto il Bindi che va nei bar. Ma infatti lui aveva anche Bindi, ma a me Bindi non me l'ha dato da vendere. Che ha dato questo? Lui mi ha dato, io ho solo questo. Aveva bisogno di una persona che lanciasse il prodotto, che facciamo un test. Ok. Lo vuoi fare? E io gli ho detto di sì. Ok. Lì per la prima volta ho sentito il fuoco. Cioè lì ho capito che una delle corde per me
era quella, cioè La la vendita sfida, o la sfida? la sfida, la rivalsa, però anche la vendita, ti devo dire, perché il fatto di potermi misurare con me stesso e quindi non, tra virgolette, lo dico in maniera forse un po' brutta, ma non è, cioè barattare il mio tempo a fronte di uno stipendio, quello e basta. Questa cosa un po' invece il fatto di potermi misurare con me stesso e non avere limiti di guadagno, a me questa cosa piaceva. Toccava il tuo orgoglio anche. Toccava il mio orgoglio, ma poi uno dei valori per me importanti è la libertà di operare. Auto-organizzarsi. Esatto. Infatti, non ti piace sederti in un ufficio e stare lì a timbrare? Per no. dire. Okay. Infatti il titolo di questa puntata, cosa ne sai? beh, non lo so, non ne so, beh, no, non ne so, lo ok. sai. Ok, allora non lo so. Vai. Quindi ha toccato questa leva, questa corda della libertà, no? E più questa rivalsa è il fatto di potermi misurare con me stesso. Okay. Quindi io mi organizzo, torno a casa, mi organizzo e sento dentro, finalmente sento qualcosa che mi... Quanto dura questa... Che mi muove. No, niente, allora praticamente io inizio a lavorare e nell'arco di una stagione estiva vendo, cioè io vendo questo prodotto. Produci. E mio zio rimane sbalordito. E fatto. E quindi da lì parte anche, ok, allora puoi vendere anche bindi, puoi vendere anche questo, e io in 3 anni praticamente... Ma andavi in giro in furgone? Col furgone, mi aveva dato il furgone, e io in 3 anni sono diventato, insieme a altri 2, i 3 venditori sulla piazza di Cagliari più bravi. Tant'è che le aziende come Algida, Nestlé ci vedevano, ci avevano notato, tant'è che nel 93 Nestlé mi contattò per passare da loro. E io sono passato in Nestlé. Wow. Chiaramente, tipo calciomercato. Sì, lo so che funzionava così. Chiaramente ti risparmio cause legali, cose. Con tuo zio? Con mio zio, sì, no. Assolutamente. Che poi lui... Ma ci hai più parlato con... Sì, poi siamo tornati in pace. Lui ha vinto anche la causa, la Nestlé ha pagato, quindi lui ha anche, come dire, lui mi ha anche detto, il tuo cartellino a me è valso molto. Calciomercato, cartellino. Esatto, quindi inizia la mia prima vita imprenditoriale, quindi con Nestlé. E cosa facevi? Con Nestlé vendevo quindi prodotti dolci, quindi gelati, torte, semifreddi, e poi insieme a altri 2 soci avevo aperto un'azienda una nostra azienda per commercializzare anche prodotti surgelati, gamberoni, polpi, carni, verdure, e quindi noi abbiamo avuto un'aziendina sino al 2007 e abbiamo avuto 6 dipendenti e facevamo questa attività di commercial in grosso. Guadagnavo bene, ma ero infelice. Ancora, di nuovo. Ero infelice perché quel settore prevedeva di lavorare, io ho fatto 19 stagioni, lavoravo da aprile sino a settembre, praticamente lavorando 12-14 ore al giorno, lavorando come uno schiavo. Tutta la Sardegna? No, solo la zona di Cagliari, sì. E quindi all'inizio ovviamente mi piaceva 19 molto. Anni? Sì. Stiamo parlando di che dall'89 sino al 2007, no, quindi sì, 18 anni. 2007? Sì. Ma quindi stiamo parlando che nel frattempo ti sei anche fatto la famiglia? Certo, sì. Nel frattempo mi sono fatto la famiglia, quindi mi sono sposato, ho avuto figli. Quanti figli? 2. 2. La prima figlia, Valentina, nel 96, poi ne abbiamo perso uno in mezzo, un aborto spontaneo, e poi è arrivato Matteo nel 99. Ok. Però, e poi ovviamente si lavorava. È stato un periodo felice a livello familiare? No. Allora... Non si è concluso bene, l'hai già spoilerato? No, ma ti devo dire... la mia ex moglie, io ero fortemente innamorato della mia allora moglie, fidanzata, e poi è un rapporto che evidentemente è andato in crisi per... Ma la tua infelicità lavorativa quando inizia? La mia infelicità lavorativa praticamente inizia intorno al 2002-2003.
Ok. quindi dopo 12-13 anni. Cioè, infelicità, voglia di cambiare? sì, diciamo che non mi bastava più, non c'era più quel fuoco ed era un lavoro così poco stimolante. Guadagnavo bene, però era poco stimolante, perché che cosa succedeva? Che io acquisivo il cliente e quella era la sfida che mi motivava. Una volta acquisito il cliente, Gestirlo non ti bisognava annoiava? solo andare, ok, cosa ti serve oggi? Questo, ok, arrivederci, e via. E non riuscivi a pensare, non hai pensato di capirti e trovare un modo per cui tu facessi solo quello e delegassi l'altro? Lo so che non è possibile, perché È lo sai stato che quando ti difficile. innamori di un cliente o lui si innamora di te, Esatto. la fiducia rimane lì, quindi di continuare. Però trovare una via di mezzo, non lo so. È stato difficile perché poi sono subentrati anche problemi con i soci e quindi a quel punto abbiamo fatto una scelta di dividerci, capito? Quindi dividendoci io poi mi sono messo in proprio, Sempre però, in questo settore. sempre in quel settore, però era iniziato il periodo non di declino, No, di cambio. di passaggio. Arriva la metro, arrivano i grossi Esatto, distributori. bravissimo. E poi era entrato l'euro. Aia. E nell'euro, quando è entrato l'euro, c'è stato un cambiamento drastico, cioè lì io mi ricordo con la lira da marzo a ottobre le stagioni si facevano tutte completamente, a marzo arrivavano i tedeschi, riempivano gli alberghi, c'era lavoro. Nel 2003 con l'euro è cambiato tutto e anche clienti che pagavano regolarmente hanno iniziato a zoppicare. Quindi io lì mi sono un po' spaventato, ho detto già non mi gratifica più questo lavoro, in più stiamo iniziando a zoppicare, avevo praticamente 40 anni e quindi ho detto sai che c'è, in accordo con allora mia moglie che mi ha sempre supportato nelle scelte, sai che c'è, forse è il caso di cambiare. Lei che lavoro fa? Lei faceva e fa ancora la logopedista. Che non c'entra nulla. Non c'entra niente, però abbiamo avuto un'esperienza di lavoro insieme perché dopo quel periodo abbiamo creato una società insieme nell'ambito medico-sanitario dove volevamo fare attività di commercio di dispositivi elettromedicali, dispositivi medici ed elettromedicali per le terapie domiciliari, però purtroppo non è andata molto, molto bene. C'era qualcosa che non quadrava, è un settore molto difficile, molta concorrenza. E allora abbiamo perso dei soldini nostri, però diciamo che è stata l'unica esperienza fallimentare lavorativa della mia storia. Carriera. E da lì ho iniziato nel mondo finanziario. Quando inizi nel mondo finanziario? Nel 2010-2011. Ok. 2011 mi contatta questa azienda che si occupava di tutela legale per le aziende che in quel periodo avevano problemi con le banche. Lo ricordo. Perché nel 2007 c'era stata la crisi americana, e i mutui subprime, tutta quella roba lì, quella bolla si era riversata in Europa e le banche chiedevano i rientri dei fidi. Come al sole. Esatto. E quindi molte aziende si trovavano in difficoltà. E lì è partita nuovamente questa sfida. Euforia. Un'altra sfida per te. Però quel lavoro mi gratificava anche dal punto di vista professionale, perché io ero davvero... Allora, intanto ero la figura apicale in Sardegna, avevo circa 30-40 collaboratori in tutta la Sardegna ed era un lavoro molto gratificante anche tecnicamente e professionalmente, perché bisognava conoscere come leggere gli estratti di conto della banca, perché lì poi si andavano a vedere tutte le, tra virgolette, anomalie che eventualmente le banche inserivano all'interno degli estratti di conto. Però con quelle anomalie noi aiutavamo i clienti a contrapporsi alla richiesta di rientro di fido e quel lavoro l'ho fatto per 7-8 anni. 7-8 anni? Sì, sì. Cioè arriviamo sino al 2018. Ok. Poi nel 2018 ovviamente quella bolla, quella necessità finisce. In quell'azienda io stavo iniziando a fare altri servizi, sempre legati però alla necessità di aiuto per le persone, per le aziende, però
diciamo che non c'era più quell'entusiasmo di nuovo. del 2010. Sì, è proprio una cosa che È ciclica, caro. che si ripete, anche perché anche lì c'erano stati dei problemi con l'azienda per la quale lavoravo, e nel 2018 inizia il periodo più brutto, ma anche il più bello. Più brutto economicamente, ma il più bello dal punto di vista della mia crescita, evoluzione, della mia crescita. Ma che succede? Che vai via al buio? Vai via Io vado via nel 2018 perché questa azienda ha creato un problema a un mio cliente, praticamente non ha rispettato gli accordi scritti nero su bianco, creando dei danni a questo mio cliente, e io ho detto no signori, cioè noi non possiamo lavorare così, cioè io non posso essere complice di questa modalità, per cui mi fermo, ho sistemato questa cosa, o per me l'attività di lavoro con voi finisce qui, cioè io mi sono sentito tradito, anche perché il cliente ovviamente vedeva in me la figura che gli aveva proposto, fiduciario, certo, esatto, e io questa cosa, altro valore per me importante, quindi l'onestà, la lealtà, cioè quell'azienda anziché risolvere ha cercato in tutti i modi di mandarmi via, perché a quel punto, essendo la figura apicale in Sardegna e fermandomi io, si stavano fermando anche tutti i collaboratori. E allora con una scusa hanno tirato fuori una motivazione e mi hanno mandato via, cioè hanno rescisso il contratto senza una motivazione valida. Non avevo voglia di fare cause, non avevo voglia di fare nulla, perché comunque avevo capito che con loro io non ci volevo più lavorare. Il problema è che mi avevano bloccato anche il pagamento delle provvigioni. Quindi io mi sono ritrovato senza soldi, senza entrate, e mi dovevo, reinventare, cioè trovare un'altra sistema. Era? 2018. La separazione? Separazione è arrivata nel 2013. Ero già separato, sì, quello l'ho saltato, sì. No, perché non sia importante, no, pensavo che fosse magari che coincidesse anche con quello, aiuto. No, diciamo che la separazione, la crisi forte è arrivata contemporaneamente alla crisi lavorativa che avevamo avuto con quella società che avevo creato con la mia ex moglie. Cioè quella chiusura e il fatto anche di lavorare insieme aveva fatto emergere, diciamo, anche altri problemi, e ci eravamo resi conto entrambi che le strade si dovevano separare con molta sofferenza, ovviamente, sia nostra e anche dei ragazzi. Soprattutto, immagino. Però diciamo che in un certo modo abbiamo cercato di dedicarci soprattutto a loro e salvare la situazione. Non è stato semplice. Al periodo brutto, mi hai detto. Periodo brutto lavorativamente parlando nel 2018, quindi io cerco un'altra azienda, però a questo punto nel settore finanziario, quindi lì. Dall'altra parte, quindi dalla parte, diciamo, di chi deve erogare il credito delle banche, e trovo delle situazioni che dovevo vagliare, valutare, stavo sondando, inizio, eccetera, eccetera, e poi nel 2020 arriva il Covid. È vero! Perdonami, ma in tutti gli episodi parlo del Covid. Oggi me lo stavo dimenticando. E lì la crisi. Forte. E lì la crisi nera, perché io mi stavo riprendendo. Ovviamente senza soldi. Matteo a Milano. Quindi dovevamo tener conto anche di lui. Nel frattempo io avevo preso un finanziamento per aiutare lui, ma non stavo lavorando bene. Arriva il Covid, morto. Non avevi nemmeno un salvagente? No. Avevi partita IVA in quel periodo? Esatto, sempre stata partita IVA. E quindi qualche contributo il Covid te l'ha dato? Sì, ma stiamo parlando di 2-3 mila euro, i famosi 600 euro. Poi ero diventato bravo perché il comune di Settimo, ti devo dire che è stato in un paio di occasioni, aveva dato dei contributi ai cittadini ed ero riuscito a prendere 1.000-2.000 euro, però mi ero messo a vendere in quel periodo da casa per aiutare un'amica energia elettrica. Dai. Mi aveva detto: ascolta, io questa azienda avevo fatto un sacco di contratti con amici che mi avevano detto: guarda, se me lo proponi tu
per me va bene. Vedi, fermo un attimo, se me lo proponi tu, Sì. quanto paga nella vita Molto. professionale comportarsi bene? Molto, Quanto molto, paga? molto. Sì. Essere onesto, corretto, leale, dare fiducia e soprattutto avere un rapporto bello con i tuoi clienti, che per certe persone è brutto parlare di vendita, non si può parlare, Assolutamente. invece no, non hanno capito nulla, che la vendita per me almeno è sparsa ovunque, è che non la vedono, non la riconoscono. Certo. Io dicevo, un periodo dicevo, guarda che anche un insegnante che ai suoi alunni vende qualcosa a qualcuno, vendiamo tutti tutto, Sì, esatto. per cui vedi, comportarsi bene ti ha ripagato perché ti hanno aiutato in qualche maniera. Quel periodo... Poi aiutare vuol dire scelgo te anziché un altro. Sì, wow. sì. Anche perché io non è che mi proponessi, guarda, aiutami. No, Bravo. io mi proponevo, guarda, sto facendo questo, è un prodotto interessante. Ecco, quanto è importante, perdonami, quanto è importante che quello che vendi tu lo riconosca valido? Beh, molto. Se non ci credi non puoi vendere. Ok, per natura, è fondamentale. No. Ok. Assolutamente. Infatti è per quello che io sono andato via da quell'azienda. Perché non ci credevi? Perché una volta che mi hanno tradito, hanno tradito il mio cliente, tu sei morto, cioè, lavorativamente parlando, Bravo. non ce la posso più fare. No. Altrimenti sarei stato complice e sarei venuto a meno ai miei valori, quindi no. Quindi il Covid Aia. è dura il periodo che conosciamo, quindi dura il 2020. Beh, è finita nel 2022. Certo. Poi tieni conto che io ho fatto anche una scelta molto chiara, forte, che rivendico senza problemi, di non vaccinarmi, Ok. e quindi Ciao, io ho vai di anche più. subito, tra virgolette, il discorso del Green Pass. Hai subito quello, hai subito i tamponi. I tamponi, quant'altro, l'ho fatto con... però ero arrabbiato. Ero Immagino la tua rabbia. arrabbiato, solo che in quel periodo, cioè Francesco, io ho scoperto una parte di me, cioè io lì ho tirato fuori le risorse più importanti, cioè proprio io mi sono aggrappato, cioè quando tu sei infognato, non hai soldi, hai debiti, perché lì mi erano saltati anche tutti i pagamenti, delle tasse, delle cose, Salta tutto. 4 affitti arretrati, 30 euro nel portafoglio, cioè lì eravamo, ho detto ok, Alla frutta si dice. ho due soluzioni. Oppure alla canna del gas. si Esatto, parla. ho due soluzioni, o muoio oppure mi salvo. Però per salvarmi ho iniziato a capire una cosa importante che mi ha salvato davvero, cioè io sino al 2018 e 2019, sempre onesto, sempre puntuale con i miei clienti, sempre, però poco empatico. Cioè io vedevo nelle persone obiettivi, contratti, ok? Quindi ho capito, durante il Covid, ho capito cosa hanno vissuto e cosa vivevano quelle persone che venivano da me a chiedere aiuto perché avevano problemi con una banca, e perché stavano male. Cioè tu dici che quando facevi il tuo lavoro Sì. in maniera onesta, corretta, lo facevi finalizzato all'obiettivo, ma non tanto a risolvere, No, ad aiutare. lo facevo anche per aiutare, Però però non entravi in era un empatia. aiuto razionale, non empatico a livello Oggettivo, non di soggettivo. pancia. Sì. Invece oggi, da quel periodo, ho detto, Mizia, per la prima volta ho problemi di scarsità. Io? Quindi so adesso cosa vuol dire, cosa vive la persona che viene da me e mi dice ho bisogno di aiuto, la banca mi ha chiesto il rientro, piuttosto che mi no. servono 20.000 euro perché devo portare mio padre a fare un intervento, oppure ci vogliamo comprare casa perché Perché lì, sì. lì la mia vita si è trasformata e mi sono aggrappato a quella che è la mia parte emotiva, Spirituale. creativa, spirituale. L'hai accennato. L'ho scoperta lì, capito? E cosa è successo? Cosa hai fatto? Hai Lì, fatto qualche percorso? Lì mi si è aperto un mondo perché ho iniziato a cantare, A cantare. ho iniziato a fare teatro. Ah, ok. Lì ho scoperto che potevo dare altro, anche nella consulenza. Mhm. Cioè oggi quando il cliente viene da me
mi racconta le sue cose, cioè io mi trattengo anche mezz'ora, un'ora per di raccontarmi di lui. Ma Cioè, aspetta, nasce la tua curiosità o scopri il fatto che hai bisogno di sapere queste cose? no, è proprio una questione di entrare in empatia, di allinearsi, non tanto per l'informazione in sé stessa, allinearsi. capito? Che poi ovviamente certe informazioni sono anche indispensabili, Ma infatti. però l'informazione oggettiva è questa, ma il sottostante è l'emozione con cui la vivo e quella mi interessa, Ok. perché devo capire se sei una persona decisa, se hai paura, perché hai paura, come ti posso aiutare a gestire la paura, perché non è solo voglio comprare casa, cioè comprare casa, ragazzi, Mamma mia. cioè quando tu entri nelle mani di una banca e di un'agenzia immobiliare, Ciao. le insidie Sono tantissime. sono tantissime, quindi uno che decide di comprarsi casa deve essere davvero pronto, Sì, c'è centrato. centrato, Ci mancherebbe. cioè non è una passeggiata, No. capito? E Bella quindi sta da cosa. lì io sono rinato, capito? E ho scoperto mille cose di me, cioè cose che non vedevo prima, che sulle quali non basavo comunque la mia Anche professione. professione, la mia vita. Infatti sono migliorate le relazioni, in generale intendo dire, perché oggi ho un sacco di amici, un sacco di conoscenze. Cioè, non lo so, tutti mi fanno i complimenti perché anche per questo spettacolo di cui ti abbiamo detto prima, ho venduto un sacco di biglietti, hai un sacco di gente che ti segue, sono persone che evidentemente Beh, siamo anche credono in curiosi me, di vedere esatto. gli E poi altri perché quello. probabilmente c'è anche la curiosità, quindi però questa parte, cioè io ringrazierò sempre quel periodo perché mi ha fatto scoprire una parte importante di me, capito? Bello. E Dai, poi questo lavoro del... Poi? no, e poi c'è un'ultima cosa che ti volevo dire, Sì, c'è sì. anche un discorso legato a mio padre, perché Ancora vivo tuo padre? no, mio padre è morto nel 98 Ah, e io ho capito anche che cosa ha vissuto mio padre, perché mio padre purtroppo quando è morto non aveva risolto i suoi problemi finali, quindi lui secondo me si è spento per la rabbia mamma mia. e la delusione, e io lì ho fatto pace nuovamente con lui e gli ho chiesto anche scusa perché io nel 2020 ero messo Uguale. male e quindi ho capito mio padre. E Tu lo quindi- criticavi? Sentivi una critica da parte io non è tua? che lo criticassi, però lo giudicavo, Lo giudicavi, e poi soprattutto reagivo quando lui dava la colpa a terze persone. Ad altri o ad E io altro. quella roba lì non riuscivo a mandarla giù, però avevo 28 anni, quando lui 32 anni, quando lui è morto. Non dico che fossi No, però un ragazzino, non avevi ancora completato tutto No, questo processo, no, perché no. non è una cosa, Assolutamente. non è una passeggiata, di cosa stiamo parlando, cioè arrivare Esatto. a capire anche i nostri genitori, ma li capiamo quando diventiamo noi genitori, quando ci Esatto. capitano le stesse cose, perché se non ci capitano le stesse cose il processo è ancora più difficile, Esatto, molto esatto. difficile, comunque bello. Infatti con mia mamma oggi ho un altro tipo di rapporto rispetto a come ce l'avevo con mio padre, però Bello. io ogni 6 mesi, anche meno, ogni tanto vado in cimitero, Ti fai una faccio la chiacchierata. chiacchierata con mio padre, porto il fiore di ma più che altro è un Vabbè, rituale, è un rituale, poi, sì. poi ti devo dire che io ci penso tutti i giorni, non c'è un giorno in cui Bello. anche per 30 secondi non mi viene Bello. da pensare a mio padre. Sognato? Lo Qualche sogni? volta l'ho sognato, sì, qualche volta l'ho sognato. E questa è la mia vita, diciamo. E adesso Da lavoro. quanto sei con questo? Sono entrato durante il Covid nel 2020, però per 2 anni ovviamente ho lavorato poco perché col discorso del Green Pass non potevo uscire. Cioè tu entri con questa azienda, cioè Con questa Credit attività. Pass, sì, Con sì. Credit Pass. Con Quindi, Credit Pass per il discorso mutui. cioè è un rapporto professionale con Sì, loro, sì, ma sì. ti sei fatto comunque il tuo ufficio, la tua Adesso ho il attività. mio ufficio, però devo per forza far riferimento a una società di mediazione Mhm. perché così prevede la norma e noi siamo collaboratori della società di mediazione. Noi? Noi Quanti collaboratori, siete?
Beh, in tutta Italia siamo quasi 800. Ah no, ma dico, tu lavori da solo? Io sono da solo e ho il mio staff, Matteo, poi un'altra persona che mi gestisce tutta la parte documentale e basta. Ah, ok, Matteo ti segue la parte social, La ovviamente. parte social, e adesso ne ho anche un altro che mi sta gestendo la parte di Google. Dunque, spoiler una cosa, lui nei social, mamma mia, spopola, è molto presente, lo fa anche con uno spirito un po' alternativo rispetto agli altri. Sì, ma... Ho avuto modo di vederti, Sì, ho guardato sì, un sì, po'. sì. No, grazie, ma lì ti devo dire che, ecco, tutta quella rabbia del periodo Covid, no, perché ovviamente poi io la vivevo come un'ingiustizia, però ti devo dire, oggettivamente secondo me lo è stata, però... No, lo è stata, mi associo. Però E il le- fatto di viverla così mi stava creando problemi anche a livello lavorativo. Ma stai scherzando? Perché... Non sì, poter, scusa. no, perdono, non poter dire proprio quello che pensi. Esatto. Lo switch l'ho avuto nel gennaio 2023 grazie a Matteo, a mio figlio, perché quando io gli proposi di gestire le mie pagine social per mettere 2 o 3 post così, Mhm. lui venne da me, lui era appena laureato in grafica e design e mi fa: no pa, secondo me tu puoi fare i video. No, ho detto, Matte, cosa vuol dire posso fare i video? Sì, ci penso io, di qua di là, si è messo a studiare, quindi e dopo un mese, ok, guarda, facciamo i video, li facciamo così, perché secondo me tu spacchi, vedrai che devi avere pazienza, perché altrimenti hai un sacco di concorrenza, però tu sei portato per fare questa cosa e i canali social ti porteranno visibilità. Il fatto di lavorare con mio figlio, lui ha iniziato con la sua attività e io praticamente con la mia, perché sino a dicembre 2022 non stavo facendo nulla, mi ha portato via da quella logica dell'attività all'interno di un'azienda. Cioè? Mi ha portato via in quell'ambito artistico che invece a me motiva un casino. Che ti motiva, Capito? che ti dà quel fuoco di cui Esatto. parlavamo prima. E quindi Ma io... guarda, ti dico una cosa, siccome io tuo figlio lo conosciuto anch'io da poco, ma no, bugia, lo conosco prima di te, ma non mi ricordavo di averlo conosciuto Sì, un anno sì, fa. sì. Abbiamo visto i tuoi video insieme, giusto perché che mio padre ha fatto questi. No, ma non puoi immaginare, mi fa, i primi video erano veramente assurdi. Esatto. Ho detto, aspetta, fammelo vedere. Ma ti dico, ma stai scherzando? Guarda che anche i primi erano molto dignitosi vabbè. rispetto a quelli che vedo, di chi si atteggia e si improvvisa. Cioè, stai tranquilla. Adesso hai raggiunto un ottimo livello, come dire, anche di bilanciamento. Io parlo di bilanciamento tra ciò che dici professionalmente e ciò che fai magari per divertirti, un po' quelli di video trend, quelli spiritosi. Però hai una ottima presenza, parli bene, ti ha aiutato il teatro sicuramente. Sì, ma io infatti ci ho investito da quel punto di vista. Io ho fatto 2 anni di laboratori teatrali. E anche linguisti, anche... No, di dizione no, diciamo che la dizione piano piano l'ho... Adesso non concesso che sia perfetta, però che sono sardo si sente. Sei cagliaritano. Che sono cagliaritano si sente. Quando voi lo fai sentire molto bene. Esatto. Però ti devo dire che il teatro mi ha aiutato anche a correggerla molto. Infatti la regista mi dice: quando sarai troppo rustico te lo dirò, però per il momento va bene così. Però è chiaro che sulla dizione c'è ancora tanto da fare. Però anche se un po' mi piace questa leggera inflessione che poi noi sardi ne abbiamo molto a meno di altri, cioè di altri milanesi, fiorentino, romano, che parlano sempre in quel modo là. Noi ce l'abbiamo proprio. Molti dicono: ma dove sei? Io non lo capisco. Cioè se vogliamo controllarla, la controlliamo e parliamo bene. Invece se vuoi essere proprio sbragato, ma sei sardo, sei di Cagliari, basta un attimo. Un attimo. Siamo riconoscibili. Senti, siamo arrivati quasi all'ora, ma non sembra vero. Mi sta davvero, volato. E quindi arriviamo alla domanda che tu furbescamente mi hai detto, perché io ti ho avvertizzato, perché li hai visti, non è... I primi 20-25 circa, anche forse i primi 20, erano tutti alla coatta, cioè erano tutti, non si sapevano minimamente cosa fosse. Infatti
Ho avuto anche qualche problema perché qualcuno mi ha detto no, io non lo voglio fare. Ok. Sono uscito dalla macchina Dai. uno, ma ho riso a lacrime, quanto ho riso. Scappato. E poi poi l'abbiamo fatto, ma non mi ha fatto mandare in onda. Ah, ecco. Ne ho tre che Non si è piaciuto. No, è entrato e ha Lui. detto io non ho niente da dire, Vabbè. cosa vuoi da me? Eh. E invece per me aveva molto da dire, certo. abbiamo parlato un'ora, è venuta fuori anche secondo me molto carina, ma lui ovviamente mi ha detto di no, io rispetto il suo Chiaro, volere. chiaro. Un altro non potevo mandarlo perché poi dopo che ha finito, no, un paio, non un paio, 5. Uno, vabbè, non sto spoilerando, è stato divertente quando facevo le imboscate. Ok. Da quando ho pubblicato, ora ce ne sono 32 pubblicati, non fa più fare l'imboscata perché lo sanno di cosa si tratta, Certo. quindi sai che io alla fine faccio una domanda e chiedo rispetto a quello che mi hai raccontato, la tua vita, questa l'ha passata insieme, eccetera. Se io ti dico pensa a una parola con la A e quindi A come? Assoluto. Assoluto. Sì. Assoluto. Inteso come indipendenza, libertà, consapevolezza di poter avere tutti, ovviamente, tutti gli strumenti. Perché Poi ce li abbiamo. Noi gli volendo strumenti ce li abbiamo. Io devo ringraziare questo fuoco che ho dentro che non mi ha mai fatto sedere. Mhm. Sono sempre stato molto. Questo ovviamente ha creato Beh, il anche. fuoco non fa sedere, bella metafora, ti No, tiene su. Però rispetto a certi. Oltre che ce l'hai dentro, Esatto. dico. Rispetto sempre a certi meccanismi, luoghi comuni, a volte può essere anche destabilizzante perché magari alcune persone a me dicono ma tu hai fatto un sacco di lavori. Boh, io alla fine ne ho fatto 3. Esatto. Imprenditore, nel settore medico-sanitario è andata male, nel settore finanziario. Poi che l'abbia fatto Beh, l'hai con fatto in diverse modi aziende, diversi, cioè, esatto. sempre nello stesso modo, posso dirtelo, Sì, perché sì. quando tu mi hai detto, cioè, quando abbiamo detto che alla fine però per te al centro c'è sempre il tuo cliente, il suo Sì. bene, la fiducia che lui ripone in te e le aspettative Sì, sì. che tu riponi in lui, quello è un leitmotiv che hai messo. Esatto. E ce l'hai, e questo è molto bello ed importante perché Sì, molti sì, fanno sì, i sì. lavori giusto per i numeri. Assolutamente, bravo. Infatti una persona che alla quale io mi sono rivolta per un percorso, quindi una sorta di formatore, lui mi disse una volta: ma tu perché fai questo lavoro? Perché da quello che mi racconti tu hai tanto da dare dal punto di vista spirituale, dal punto di vista. E fu una domanda che mi mise anche un po' in crisi, perché poi io dicevo: sì, ma in effetti delle banche, del budget, dei tassi, Non me ne frega non nulla. me ne frega nulla. E l'ho scoperto quando ho iniziato a lavorare con Matteo, perché sono andato via da quel focus, ho iniziato a divertirmi, quell'energia bella, poi l'ho messa a disposizione dei miei clienti per raggiungere i loro obiettivi, Per aiutarli, capito? per Per aiutarli. aiutarli, Cioè, a me poi, ecco la spiritualità nel mio lavoro dov'è? Cioè, l'essenza nostra, l'umanità al servizio di chi ha un certo tipo di bisogno, così come io spero di trovare il giorno che vado da un medico piuttosto che Mamma mia. da un avvocato. Cioè, io mi auguro sempre di trovare la stessa impostazione, non tanto il sapere nozioni, 1000 cose e poi sei freddo, arido. Cioè, preferisco che sappia poco meno, ma che ci metta un pochino più di passione, coinvolgimento, capito? E quindi assoluto è Aspetta, vista in amore, quel senso. amore. Sì, Potrebbe sì. chiamarsi A come amore, perché qui c'è amore. Sì, Però c'è tu amore nel senso più assoluto, ovviamente. Bravo, Esatto. vedi che ritorna tutto. Sì. Quindi questa cosa è sempre stata secondo me una cosa che mi ha salvato e io ritengo che la mia vita sia molto, ma diciamo anche avvincente, cioè nel senso che l'ho sempre vissuta con questo spirito di scoperta, di curiosità, di capire, cioè io mi sono sempre scavato dentro, capito? Mi sono sempre chiesto davvero chi sono, che cosa potessi fare, ho sempre lavorato in introspezione, forse anche troppo. No, perché perché magari adesso ti chiedo una cosa, dato che è il modo dove ti vedi,
fra X. Ok. Ma allora io da poco in una riunione proprio con i ragazzi che tu conosci, dove ti vedi, il mio futuro equivale a rallentare. Io quest'anno compio 60 anni, rallentare però non significa mollare gli ormeggi o tirare i remi in barca, significa ottimizzare. Quindi io sto impostando tutto il mio lavoro per fare in modo di crescere dal punto di vista dell'organizzazione, per potermi dedicare a tutte le cose che nei primi 60 anni non ho fatto. Quindi lavorare meglio. Ma sempre in questo settore? Sempre in questo settore. Ti sta piacendo? Sì, assolutamente, perché ho trovato la quadra. mia... Sì. Cioè una volta che ci metto quell'energia, quell'umanità, sei a posto. a me va bene. Ok, mi va bene perché lo trovo un settore gratificante, soprattutto perché conosco, perché l'ho fatto prima, mentalità delle banche. Le due capito? Facce della medaglia. Questo per me è un valore aggiunto, perché molti miei colleghi quella parte lì non l'hanno vissuta. Io sì. Cavolo. Quindi sapere anche qual è la logica delle banche, il loro budget, perché fanno questo, perché ti propongono quello, perché è importante nell'ottica di una scelta di una banca, capito? Soprattutto fai in modo etico, certo. rispettoso, consapevole e in aiuto del tuo cliente, Esatto. che è sbandato, che non sa dove cavolo andare e come comportarsi. Esattamente. Quindi dicevo, più rallentare, quindi essere più ma rallentare significa ottimizzare, quindi rallentare, quindi vivere con meno stress, raggiungendo ovviamente sempre i miei obiettivi, e iniziare a dedicarmi sempre di più, che ne so, al viaggiare, piuttosto che sviluppare sempre di più attività in ambito artistico, con l'associazione con la quale stiamo portando in scena questo spettacolo, però facciamo anche altri progetti, quindi io mi vedo in quella direzione, quindi la mia è lo stesso anche in BNI, cioè nel senso ci sono delle cose in ballo per poter crescere, far crescere la community. Mi vedo, insomma, in parole povere, a me dei budget, degli obiettivi non me ne frega nulla, cioè ci stanno, non mi motivano, capito? Non mi motiva. Poi certo che mi piace, ovviamente mi piace guadagnare, mi piace anche perché insomma non fa schifo, è no? anche necessario, magari, perché di aria ancora non siamo così evoluti. E quindi niente, insomma. Io ti auguro tanto di farlo, ce lo auguriamo tutti. Grazie. Di raggiungere gli obiettivi. Certo, assolutamente. Intanto questo tuo format mi piace Ma sono molto. contento che ti piaccia. Sì, te l'ho detto, la chiacchierata in macchina è sempre molto ispiratrice. E poi dura un'ora e non te ne accorgi no, vola, sì, assolutamente. Grazie Massimiliano. Grazie a te, Francesco. Grazie a voi. Grazie. E chissà, magari ne facciamo un altro. Chi lo sa, va bene. Ciao. He's just a snake in the grass.